Michele Favero di Dipendenza Veneto, poi andiamo da Cristina Guarda. Prima di entrare nel merito del referendum dell'autonomia, volevo leggere una breve intervista, praticamente poche righe, di un giurista, Ugo De Siervo, in base proprio a questa domanda. Cosa temi di più della riforma che cancella il Senato? Il caos, risponde il giurista, che si cela dietro 9 diversi procedimenti legislativi e il fatto che si riporta indietro a prima degli anni 70 il livello di potestà legislativa delle regioni. Praticamente le regioni vengono cancellate. È una bugia quella che dice. Mi scusi direttore, vorrei parlare io perché altrimenti se parlano sopra non si capisce niente. Allora, posso, direttore, altrimenti a casa non capisco niente. Consiglieri regionali. Se posso finire, benissimo. Appena iniziato. Infatti, allora, praticamente lo dice anche De Siervo che le regioni vengono cancellate di fatto, va bene? Non è niente vero che viene aumentato il potere o viene data più autonomia, tutt'altro. Per quanto riguarda poi invece, attenzione, De Siervo è assieme ad altri 55, perché sono 56 costituzionalisti che hanno detto che questa è una riforma sbagliata quasi ovunque. Detto questo, per quanto riguarda il referendum sull'autonomia, referendum con cui noi non siamo assolutamente d'accordo, ma che sosterremo e andremo a votare anche il sì, per dimostrare una semplice cosa comunque, che è un referendum tautologico, perché chiedere ai veneti se vogliono più autonomia ha una risposta scontata, che non è altro che sì, e questo è ovvio. È come andare in un carcere dove i carcerati sono in una cella da 4x4 e dire volete una cella da 10x10, però sappiate che se anche votate sì, poi è il direttore che decide. Allora, chi chiede qualcosa, come nel caso specifico, Zaia, e lo chiede a un padrone, si pone già in un rapporto di subordinazione. Chiedere allo Stato italiano, se concede qualcosa, uno Stato di scialacquatori, che ha un debito pubblico che è arrivato a oltre 2.300 miliardi, che ha un rapporto debito-PIL di oltre il 135%, che non è riuscito a trovare nemmeno 90 milioni di euro per le famiglie colpite dal tornado della Riviera del Brenta, e vogliamo chiedere cosa? 19 miliardi. Questo è risibile, è ridicolo, mai non darà nessuna risorsa perché è uno Stato già fallito. E poi scusate, se li dà il Veneto, il giorno dopo dovrebbe darli a maggior ragione alla Lombardia, che ha un residuo fiscale ancora più alto del Veneto. Il fatto è che l'unico modo per ottenere giustizia è attraverso l'indipendenza, esercitare un diritto che è il diritto all'autodeterminazione, va bene, che il Puppato purtroppo non conosce, dovrebbe studiare meglio, magari prima di commentare banalmente le cose, e l'unico strumento adatto è questo, non perseguire vie che sono già bocciate di fatto. Lo Stato ha già vinto contro Zaia, 3-0 a tavolino. Non serve neanche andare avanti. Prima, tra l'altro, il Presidente ha detto che questo referendum sfrutterà il pertugio lasciato aperto dalla legge 15, secondo quello stabilito dalla Corte Costituzionale. Altro non è che quello che è già previsto nell'articolo 116 della Costituzione. Fare un referendum per una cosa che è già prevista in Costituzione è buttare via dei soldi. Tra l'altro, se non si fa con l'Election Day, e come ha detto prima Finco, potrebbe costare 2 milioni, facendolo da solo costerebbe 14 milioni. Sinceramente non ne vale la pena, se non per avere un suffragio che Zaia ha già avuto durante le elezioni, perché nel punto 9 diceva che perseguiva l'autonomia. Allora, se ha già avuto un voto del 50% dei veneti, cosa serve fare un referendum che potrebbe altro che sancire ancora una volta che i veneti vogliono l'autonomia? È un referendum tautologico che non ha senso. Perseguiamo l'indipendenza come sta facendo la Catalogna e come aveva fatto anche l'avvocato Alessio Morosin nell'atto di intervento fatto avanti alla Corte Costituzionale. Non è andato a difendere la legge 16, è andato a dire che l'autodeterminazione appartiene alla sfera del diritto internazionale, non è competenza di questa Corte Costituzionale esprimersi su materie che non le competono, perché i veneti sono padroni a casa loro e questo Stato siamo stati aggregati nel 1866 con un plebiscito truffa e siamo dilapidati di ogni risorsa. È inutile andare avanti per vedere poi cosa ha fatto lo Stato italiano in Veneto. Sono fallite dal 2008 al 2013 24.400 aziende, 24.400 aziende, abbiamo il più alto tasso di suicidi e vogliamo farci amministrare dall'Italia, ma per cortesia.
Michele Favero, Veneto Banca e Popolare Vicenza, Veneti che fregano Veneti e poi vogliamo l'autonomia. Anche qua non si è capito nulla, perché il progetto parte da lontano, purtroppo. No, ma il progetto parte da lontano, che Zonin è uno dei tanti, anche qua si fa disinformazione. Nel 2014 Banca d'Italia spingeva Popolare Vicenza per acquistare Banca Etruria. Cose che sono agli atti, l'abbiamo visto anche su Report, fortunatamente. Allora dov'era Banca d'Italia? Che ruolo ha Banca d'Italia in tutto questo? C'è un progetto che parte dall'alto per portare via le banche dal territorio veneto, come diceva prima Finco. Questo è troppo. Questo è troppo, questa è la realtà purtroppo, cara Puppato, e rinascerà dalle ceneri di Montepaschi la vostra banca, questa è la realtà. E Zonin, ripeto, è uno dei tanti. Purtroppo servirebbero oggi 50 procuratori nella procura di Vicenza, ma mi sembra che hanno aggiunto uno. Allora le cause, che sono circa 10.000, andranno avanti per 5-6 anni, troveranno poi la prescrizione, che in questo paese ovviamente deve agevolare i truffatori e i delinquenti e i criminali, e tutto si risolverà in una bolla di sapone, come sempre, perché siamo in uno Stato dove il diritto è solamente sulla carta e non c'è certezza del diritto. Questa è la prima grande questione. Però, altra questione politica, chiedo, visto che c'è qui anche Finco, dov'è Luca Zaia? Dov'è la regione Veneto si è imposta? Io sono stato sabato scorso a Vicenza a far vedere la pressione politica anche sulle banche. Dov'è? Cioè la voce della regione. Un attimo, scusami. Io sabato scorso ero a Vicenza assieme all'associazione Don Enrico Torta, va bene? Eravamo a farla grande, 400 persone, ma questo lo dico anche ai veneti truffati, 213.000 veneti truffati. Se facciamo qualcosa per voi state a casa? E allora vi meritate questo, mi dispiace dirvelo, con grande durezza ve lo dico, perché bisogna essere in piazza, andare davanti alla procura, pretendere giustizia da questo Stato inefficiente, che non fa nulla per avere giustizia, nulla di niente. Questa è la risposta dei Veneti, dov'è? In 400 persone che si danno da fare per tutti gli altri? E stiamo parlando di 10 miliardi sottratti al territorio, che sommati ai 20 che adesso Puppato ha trasformato in 11, comunque 10 o 20 o 30 alla fine sono miliardi che se ne vanno dal Veneto e purtroppo non ritorneranno mai più, perché assieme alle banche verranno distrutte anche le aziende, perché il credit crunch è proprio verso la piccola e media azienda. E poi finanziano questi signori che abbiamo del PD e di Roma, all'Italia e altre imprese già fallite, perché proprio una banca di queste, delle grandi banche, 3 anni fa ha finanziato con 96 milioni di euro all'Italia e ne ha portati a perdita 80. Questa è la realtà. C'è una distruzione del territorio veneto che non è riuscita con una pressione fiscale del 70%, allora adesso vogliono anche metterci di mezzo le banche, portare via anche queste, e poi alla fine l'opera sarà compiuta. Lo Stato italiano vive per distruggere il Veneto, per impoverire questo territorio. E poi se lo venderà a pezzettini. No, non è che hai sentito abbastanza, hai sentito la realtà. Tu vivi in un altro mondo, purtroppo quello dei parlamentari, che non è quello della gente che vive per 1.000 euro al mese. L'articolo che ho letto prima direi che è già esaustivo e praticamente ci ha già spiegato che riforma sarà. È paradossale che il Partito Democratico stia facendo il più grande accentramento di potere di sempre, proprio antidemocratico, della storia italiana. Assieme a un grande padre costituente come Verdini, che probabilmente se non fosse in Parlamento sarebbe in carcere, ma è tutto dire questo, no? Però la cosa che volevo adesso, magari una risposta dalla Puppato, supponiamo che una regione come la Calabria venga così commissariata per 'ndrangheta, cade anche il Senato poi? No, domanda che faccio, perché cadono anche tutti i senatori, no? Tutti i consiglieri che attualmente poi diventeranno senatori, di fatto dovrebbero cadere anche dal Senato. Cosa facciamo poi? Rieleggiamo anche la regione, poi aspettiamo che il Senato, perché non può più fare niente, e aspettiamo che vengano ripristinati anche i senatori che sono stati accusati di 'ndrangheta? Una nota di colore in questo grande Stato di diritto che si chiama Italia. Va ricordato che la Consulta, la Corte Costituzionale, ha dichiarato illegittimo questo Parlamento. Allora abbiamo un Parlamento che dovrebbe essere a casa, che fa la riforma della Costituzione, il cui Presidente della Repubblica faceva parte della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimo il Parlamento. Proprio solo in Italia penso una cosa del genere, perché è una cosa indicibile, esattamente, eletto da nessuno, una cosa
cosa che governi non così. trova, sì, come ha detto Puppato, altre Esatto. cose in Europa simili, perché c'è da vergognarsi di fare delle cose simili a questa. Un Parlamento illegittimo che cambia la Costituzione con un Presidente della Repubblica che faceva parte dei giudici che ha dichiarato il Parlamento illegittimo. Cioè una barzelletta, una barzelletta, Leggiamoci la una nuova barzelletta. Costituzione. Sono stati mandati a morire comunque, perché serviva il crogiolo del sangue. Io ho una visione molto diversa della guerra. Oggi 6 maggio, tra l'altro 1898, ricordo anche dei moti di Milano, dove il Regno d'Italia, sotto la guida del generale Bava Beccaris, ha trucidato migliaia di persone che chiedevano il pane. Questa è l'immagine che io ho dell'Italia e del re Umberto, che poi ha premiato anche questo grande generale. La prima guerra mondiale e anche la seconda sono guerre fatte perché serviva il crogiolo del sangue per fare questo paese. Giovani 17enni mandati a morire con i carabinieri dietro la schiena, che se si rifiutavano di andare sulla trincea venivano bersagliati e uccisi perché serviva il crogiolo del sangue. Ho una visione completamente diversa. Onore ai morti, ripeto, onore. Quelli ma uccisi non e bersagliati provenivano dalla Sicilia. Ma chi è che non ha detto? Ma cosa c'entra questo? Ma non strumentalizzare queste cose, qua non c'entra niente. Il fatto che l'Italia nasce sul sangue con la vita di tanti 17enni, di ragazzi che non erano andati lì per morire sicuramente, per fare onore ai Savoia o quelli che abbiamo adesso, certamente no. Si stanno ribaltando sulla tomba. Altra cosa, direttore, visto che ho la parola un attimo, domani sera noi saremo a Cazzago di Pianiga, lungo la riviera del Brenta, per ricordare ancora che le tantissime famiglie della riviera del Brenta sono lasciate da sole, abbandonate da regione e da Stato. La regione la sua parte l'ha fatta. Vabbè, con le risorse che aveva a disposizione. poche, molto poche. Piuttosto è stato una Vabbè, persona per carità, in ogni caso vorrei ricordare a tutti, anche ai politici presenti, che se vengono lì sono ben accetti e anche daranno un contributo, perché i riflettori si sono spenti e tantissime famiglie sono abbandonate. E Finco lo sa bene, i danni stimati erano circa 100 milioni. La regione credo ne abbia messi 3, anche se c'è stata una pastoia burocratica tipica ovviamente dell'Italia, perché in Italia siamo, e non so se hanno ricevuto nemmeno la metà di questi soldi. Lo Stato infatti si è disinteressato completamente. Questo è l'amore che ha lo Stato italiano per il Veneto, Renzi soprattutto, e anche Mattarella, che sono venuti tante volte in Veneto a fare le visite, ma non sono mai andati a fare visita alla riviera del Brenta. Vergognosamente mai visitato la riviera del Brenta, mai, nel capo dello Stato, nel capo del governo, nel capo dello Stato, nel capo del governo, non si sono mai fermati.